Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 gennaio 2021 ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sino al 30 aprile prossimo, adottando nuove misure per il contenimento del contagio sino al 5 marzo. Il nuovo presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, mostra grande cautela, ma tutto dipende dagli sviluppi della pandemia. In questi ultimi giorni ha dichiarato, è inutile negarlo, a noi sta a cuore la salute di tutti i nostri sportivi, ma per poter riuscire ci dovremo attenere alle disposizioni che ci verranno comunicati dai protocolli federali. Quando prima penso di convocare tutte le società dilettantistiche del territorio siciliano per valutare la ripresa delle attività. È nelle mie intenzioni fare terminare regolarmente l'attuale stagione a costo che possa succedere entro il prossimo mese di giugno. Tutto dipende dalle decisioni nazionali che verranno adottate nelle prime settimane del prossimo mese di febbraio. Ed in questi mesi di forzato stop la società dell'Agragas non è rimasta ferma al palo e i calciatori, pur nelle loro città di residenza, hanno continuato ad allenarsi in maniera individuale seguendo i consigli del tecnico Francesco Di Gaetano. Nel mentre la società ha continuato il proprio cammino, pescando nel calciomercato diversi calciatori come l'attaccante gambiano Sario Seccan, il promettente centrocampista centrale Andrea Meta, classe 2002, ma è un ritorno in società. Ma c'è anche la possibilità che diversi atleti in organico possano cambiare casacca, approdando in Serie D. Tra questi l'attuale portiere compagno, che ha giurato però amore incondizionato all'Acregas, ed il giovane difensore agrigentino esterno Alessio Mannina, richiesto con insistenza dal Cittanova. Per quest'ultimo al momento nulla di concreto, ma le sirene della D sembrano essere molto allettanti per un'ulteriore esperienza in categoria superiore.